è indubbio che un sistema, una rete, quale è quella dei consorzi di bonifica, una rete che dobbiamo rilanciare sempre di più sui territori con le organizzazioni professionali agricole, è là che noi facciamo cuscinetto con la società, con le imprese, con i primi dei nostri contribuenti. Io credo che un sistema del genere, che si esprime con tutto quello che abbiamo ascoltato, dai reframe ai progetti del Gargano ai progetti della Capitanata, ai progetti della Valle Gesso, bellissima quell'esposizione di Piana, ma le cito a caso perché davvero sono state tutte di alta qualità. Da questo punto di vista noi abbiamo quella grande opportunità da frequentare, che è l'opportunità di farci rincorrere, perché poi dall'intervento di Mucciaccia, ma lo cito perché è l'ultimo e probabilmente in voi che siete rimasti può essere, se ci andate con la ricordiamo anche alcune questioni, deriva anche un dato, il primo, l'alleanza col mondo agricolo, l'ho toccato, non ci ritorno. Il secondo, e dobbiamo frequentarla questa vicenda, l'alleanza con i comuni, gli altri grandi soggetti di territorio, quelli veri, quelli vicini alle esigenze dei consorziati, delle imprese. Ma da lì deriva anche un altro elemento, lo stesso che aveva trattato ed è stato trattato anche in ultimo, del PSR, ma io quello lo do per acquisito, dalle relazioni emerge con grande chiarezza che è acquisita quella capacità, dobbiamo soltanto frequentarla ogni volta meglio. Ma c'è un dato che emerge, che noi anche con i comuni, rispetto alla capacità progettuale, rispetto alla capacità di interpretare le esigenze, siamo in grado di fare alleanze che sono alleanze di coesione, ma anche alleanze di comunicazione, ma anche alleanze di risorse. Credo che questo è anche uno scenario nuovo che non possiamo sottacere. Non possiamo sottacerlo perché diventa poi per me, per l'avvocato, per i vicepresidenti, per il Consiglio nazionale, momento di potere contrattuale. Voi avete letto, avete ascoltato, avete sentito con me l'intervento della dottoressa Angelini. Può piacere o non piacere l'Angelini, ma quello che ci ha riportato è il campo dove noi giochiamo il nostro sistema relazionale, che non è un campo né da paese occidentale, né da paese civile, né da paese industriale. E come vai a rimuovere quelle incrostazioni? Quando diventano necessità diffuse, necessità che generano alleanze. È là, e qui finisco davvero, è là che vogliamo stare, è lì il protagonismo, è lì il futuro. E lasciamoci con un saluto, ancora un ringraziamento, una grande volontà di frequentare il futuro con le regole che ci siamo dati e credo anche con il dinamismo di un mondo assolutamente vitale, assolutamente fertile, assolutamente importante per il territorio e per le imprese. Grazie.